nelle Marche oggi. E andiamo a dare uno sguardo all'agenda prevista per oggi. A Tolentino, nella sala convegno Cosmare, alle ore 9, incontro promosso da Spazio Ambiente sul tema Macerie nel cratere, la gestione sostenibile. E sempre a Tolentino, nel pomeriggio alle 3, si apre TOC, Fare Facendo, Festival della Creatività, che andrà avanti fino a domani. Ad Ancona, nella Facoltà di Economia, alle ore 10 si tiene l'Open Day per la tutela delle fragilità sociali con la presentazione della 14ª guida per il cittadino Dopo di Noi, amministratore di sostegno, gli strumenti per sostenere le fragilità sociali. A Sernano, in provincia di Macerata, alle ore 11.30, Radio Immaginaria, network radiofonico di adolescenti, inaugura Start Cube, una redazione antisismica. A Porto Sant'Elpidio, nella Villa Murri, alle 4 di questo pomeriggio la presentazione del volume di Maria Antonietta Spadorcia di corse di carriera e altri racconti. A Pesaro, nella Sala Provincia Bei, alle 5 di questo pomeriggio la celebrazione dei 300 anni della massoneria moderna con un convegno dibattito. A Iesi, nel centro sociale L'Incontro, alle 5:30 di pomeriggio, la giornata antifascista e antirazzista promossa a livello nazionale dall'ANPI per discutere sui diritti dei rifugiati. E sempre a Iesi, oggi sul piazzale San Savino, sarà inaugurato il monumento Punto di contatto fra culture, una mano multicolore gigante, alta 3 metri, ispirata al calco della mano di Maria Pia Boria, iesina, che compirà il 6 giugno prossimo 101 anni. E con questa edizione del giornale radio delle Marche ci fermiamo qui. Il prossimo appuntamento con l'informazione regionale è previsto per le ore 12:10.